grazie per essere qui, è sempre un piacere vedervi numerosi in questa serata che è una serata certamente simbolica, la festa della donna. Purtroppo dobbiamo dirci che c'è ancora tanta strada davanti. Le notizie dell'Afghanistan, le notizie dell'Iran e quanto si legge nelle cronache dei giornali non ci conforta, ma questa sera c'è il desiderio di seminare delle buone idee e condividere degli spunti in grado di farci crescere. Siamo qui non da soli, ma con il gruppo degli amici di lettura Tra le righe e con il gruppo fotografico Tauria Arte che ha partecipato mettendo a disposizione le foto che avete visto e ne vedrete ancora durante la serata. Ecco, il nostro ex presidente Emilio Bottaro, non so se sia tra il pubblico, magari se c'è un cenno, ecco, diceva che la banda è la colonna sonora del paese e dobbiamo dire a Emilio che alla fine ci siamo riusciti, perché il fine di una banda è quello di permettere a tutte le realtà del paese di esprimersi e di dare un contributo dando il proprio apporto, che è appunto quello della musica. Ecco, a noi piace moltissimo essere qui, non da soli, ma con altri gruppi, e vorrei introdurre il gruppo di lettura Tra le righe. È un gruppo spontaneo di appassionate lettrici e appassionati lettori, che si riunisce una volta al mese alla biblioteca di Torreglia per condividere delle riflessioni, delle idee, dei pensieri su temi scelti insieme e letti individualmente, che spaziano da vari generi letterari come il romanzo storico, la narrativa, il giallo, la distopia e la letteratura classica. Quindi c'è un po' di tutto, è quello che diciamo colpisce e si ritiene sia opportuno condividere con gli altri. È un gruppo storico che penso anche con la loro presenza ci invitano a unirci a loro se abbiamo questo desiderio e questa attitudine. È accomunato dalla passione per la buona lettura e dalla condivisione di pensieri, di quanto letto e scoperto. La produzione letteraria è amplissima e le scoperte sono sempre innumerevoli, e soprattutto condividerlo con l'idea che questo diventi un po' il sale di tutti i giorni, quell'aiuto, quel compagno di strada che con pizzico di fantasia e di immaginazione ci dà degli spunti nella nostra giornata. Ecco, loro ci presenteranno 4 figure di donne che sono state certamente molto significative e che hanno lasciato la loro traccia nella nostra vita sociale. Ecco, io passo ai saluti istituzionali, non so se ci sia Marco, non lo vedo, ma eccolo qua, Marco. Ecco, noi siamo sempre grati all'amministrazione perché grazie anche al loro contributo che riusciamo a svolgere la nostra attività e pensiamo anche di portare un momento di gioia e di tranquillità nella vita di tutti i giorni. Assieme a Marco c'è anche Resi Bettin e forse c'era anche Andrea Dainese, ma insomma non vorrei dimenticare nessuno, ma Marco insomma al limite aggiungi tu. Bene, buonasera a tutti intanto. Grazie Alberto. Hai fatto una premessa prima, hai detto che come banda siete contentissimi di avere con voi in questo evento a celebrare questa giornata il gruppo dei lettori Tra le righe e il gruppo fotografico di Tauria Arte. E io devo dire che se voi siete contentissimi, noi come amministrazione di questo modo di lavorare ne siamo felicissimi, perché questo vuol dire mettere assieme vari talenti, varie realtà per dare e offrire un po' ai cittadini, al nostro paese, un contenuto importante. E quindi grazie alla banda e grazie a voi lettrici e ancora grazie al gruppo fotografico.
Oggi è anche una giornata particolare, no? L'hai ricordato benissimo anche te nell'introduzione, festa della donna, chiamata, dico io, impropriamente festa, perché è corretto, è giornata internazionale della donna, perché il motivo per cui è stata istituita era per riflettere. Riflettere su che cosa? Riflettere su un percorso partito anni fa di emancipazione, di acquisizione dei diritti delle donne. E la giornata non è altro che un momento appunto per riflettere dove siamo arrivati, che passi abbiamo fatto rispetto al passato, ma anche dove vogliamo andare, cioè qual è la prospettiva verso il futuro. Ecco, Alberto l'ha fatto presente, in alcune culture questi diritti sono fortemente compromessi. In altre realtà come quella occidentale, come la nostra, bisogna fare ancora alcuni passi. Beh, io in questa colgo l'occasione per fare un augurio a tutte le donne qui presenti in sala questa sera e sul palco. È quello di, l'augurio che mi sento di fare è quello di poter essere riconosciute per il loro valore e per il loro contributo in tutti gli ambienti che voi toccate. L'ambiente professionale, l'ambiente familiare, l'ambiente istituzionale, perché il contributo che la donna dà alla società è fondamentale e la società senza il contributo delle donne sarebbe una società decisamente più opaca, più scura e più triste. Quindi io vi ringrazio della vostra presenza e vi ringrazio di quello che voi con la vostra sensibilità, con la vostra tenacia e con la vostra forza portate nella società. Buona serata a tutti. Grazie. Ti seguo un attimo Marco, perché abbiamo qui una sorpresa, perché abbiamo una donna che ha avuto un certo significato. Stefania è stata il primo clarinetto, Stefania Bernardi è stato il primo clarinetto della banda cittadina di Torreglia. Grazie Presidente e anche al maestro Fabio che mi hanno invitato per questa serata dedicata alle donne, a noi donne. Raccontando un po' il mio inizio nella banda di Torreglia, torniamo indietro nel tempo, cioè negli anni 70, 74, 75. Mio nonno all'epoca, mio nonno Giovanni, era un grande fan, se non il presidente della banda di Torreglia, è stato il presidente della banda di Torreglia. Io spesso lo seguivo nelle varie uscite ed è stato così che gli anziani, perché erano tutti, ovviamente tutti uomini, gli anziani hanno cominciato a dire che bello sarebbe una tosetta che suona a banda. E là è iniziato il mio percorso. È stato un percorso che mi ha dato grandissime soddisfazioni. Perché? Perché io sono stata la prima ragazzina, avevo più o meno 11 anni. Dopo di me sono arrivate altre ragazze, insomma siamo arrivate nel giro di qualche anno ad essere 2 anni, ad essere più o meno 6, 5, 6 ragazzine. Perché? Perché i genitori, i nonni hanno introdotto le nipoti, le figlie ed è stato divertente perché oltre a imparare a suonare uno strumento si facevano tante uscite. E mi ricordo che quando dicevo devo andare via alle amiche, agli amici, andiamo di qua, no, devo andare via con la banda. Ma sei una maggioretta? No, suono nella banda. Perché una ragazza era vista solo come maggioretta. Suonare uno strumento, soprattutto il clarinetto, era per l'epoca una cosa molto strana, però io andavo fiera di questo. E sono felice di essere qua, di essere stata invitata in questa giornata, perché anche questa è stata un'emancipazione.
una donna che suonava nella banda, e sono felice stasera di vedere che dopo di me ci sono ancora donne che suonano per tutti noi. Abbiamo anche delle nuove leve. E nuove leve, ho visto che ci sono i ragazzini. Ecco, gli ultimi anni, dopo l'inizio del lavoro, altre attività mi hanno portato ad allontanarmi, però gli ultimi anni anch'io insegnavo ai bambini. Ecco, e vedo che c'è ancora un Guerrino, mi sembra che si chiami, che suonavamo insieme. Ormai sono rimasti pochi, e Claudio. E Claudio so che non c'è, esatto. Facciamo un applauso a Claudio. Bene, grazie ancora. Per tutti noi l'8 marzo è una festa consolidata, celebrata in tutto il mondo. Ma sappiamo realmente quali sono le origini della festa della donna? Dal secondo dopoguerra è diventato popolare l'episodio secondo cui si è scelto l'8 marzo come data simbolica per festeggiare le donne. Perché proprio in quel giorno le operaie della Cotton, una fabbrica newyorkese che produceva filati, morirono nell'incendio dello stabilimento stesso. Ma in realtà questa vicenda è puro mito. La Giornata internazionale della donna nasce negli Stati Uniti il 28 febbraio 1909, istituita dal Partito Socialista Americano, che in quella data organizzò una manifestazione in favore del diritto di voto femminile. Nei primi mesi del Novecento migliaia di operai newyorkesi scioperarono per giorni, chiedendo un aumento di salario e migliori condizioni di lavoro. La goccia che fece traboccare il vaso accadde il 25 marzo 1911. Ebbe una risonanza a livello mondiale e ispirò il mito dell'incendio della Cotton. Infatti andò a fuoco la fabbrica Triangle, che produceva costosi capi d'abbigliamento, e morirono 123 donne e 23 uomini. Da quel momento le manifestazioni per i diritti femminili cominciarono a susseguirsi e moltiplicarsi. L'8 marzo 1917 le donne russe scesero nella Piazza Rossa di Mosca per chiedere la fine della guerra. Questa manifestazione diede inizio alla rivoluzione russa di febbraio, che gettò le basi per la rivolta di ottobre, punto di svolta per la storia della Russia e del mondo. Questa data fu scelta dalle deputate russe come giornata internazionale dell'operaia e venne esportata in tutto il mondo. In Italia, con lo stesso nome, data e valenza politica, fu introdotta nel 1922 e dopo il 1945, promossa dalle forze politiche di sinistra e dal Partito Liberale, diventò la giornata della donna e venne festeggiata in tutte le zone d'Italia liberate dal fascismo. L'8 marzo 1946, poco prima del primo referendum a suffragio universale del 2 giugno, venne festeggiato in tutta l'Italia, iniziando a prendere la valenza di rivendicazione dei diritti, che con le lotte successive iniziarono ad essere riconosciuti alle donne. L'8 marzo è quindi un'occasione per ricordare e onorare le donne di ieri che hanno combattuto per ciò che abbiamo oggi. Riflettere e continuare le battaglie iniziate a favore di tutte le donne e le bambine che ancora oggi vivono private dei loro diritti fondamentali in quanto donne.
quando lo si tocca l'amore. Maria Montessori, educatrice, neuropsichiatra, pedagogista, creatrice e fondatrice del suo stesso metodo. Fu tra le primissime donne italiane a laurearsi in medicina, dedicandosi fin da subito allo studio dell'educazione delle bambine e dei bambini. Dopo il notevole successo ottenuto dalle sue metodologie educative, nel 1906 fu chiamata a curare l'organizzazione di scuole materne per i figli di famiglie operaie di alcuni quartieri popolari romani. L'avversione per il fascismo la spinse nel 1936 ad abbandonare l'Italia e a ritirarsi in Olanda, dove rimase fino alla morte. Il metodo Montessori, conosciuto in tutto il mondo, è una disciplina il cui obiettivo è dare libertà al bambino di manifestare la sua spontaneità e il cui motto è Aiutami a fare da solo. Diceva infatti Maria. Seminate nei bambini buone idee, perché, anche se oggi non le comprendono, un giorno fioriranno. I genitori non sono i costruttori del bambino, ma i suoi custodi. Il metodo Montessori, che continua ad essere applicato in migliaia di scuole, ritiene che la felicità dei bambini sia il segnale positivo di una valida azione educativa da parte degli adulti che lo sostengono nel suo naturale sviluppo. Il gioco è il lavoro del bambino. Ecco le parole di Maria Montessori all'educatrice e agli educatori. Questo è il nostro compito nei confronti dei bambini: gettare un raggio di luce e proseguire il nostro cammino. E ancora, il più grande segno di successo per un insegnante è poter dire: i bambini lavorano come se io non esistessi. La giovane Maria Montessori, nel marzo del 1896, partecipa al Congresso internazionale delle donne che per la prima volta si terrà in Europa, a Berlino. Qui, in un ambiente vivace, con più di 500 delegate arrivate dall'Europa, dagli Stati Uniti e dall'India, Maria propone 2 interventi. L'uno è dedicato all'istruzione femminile in Italia, alla lotta all'analfabetismo, al ruolo delle associazioni femminili. Il secondo si focalizza sul grave problema della disparità salariale delle donne nel mondo del lavoro. L'emancipazione delle donne e la parità dei salari non può confliggere con la maternità e la famiglia, perché solo una madre e moglie trattata dignitosamente nel mondo del lavoro, adeguatamente istruita e consapevole di sé e del proprio valore, può diventare una risorsa per il proprio compagno e per i propri figli. Maria si muove sul palco con grazia, ma anche con determinazione. I suoi interventi sono un vero e proprio trionfo. Il pubblico applaude. La stampa presente celebra questa oratrice così entusiasta, ma anche così efficace, così toccante, ma anche così lucida. Maria afferma che la nuova donna si sposerà e avrà figli per scelta, non perché il matrimonio e la maternità saranno imposti. L'indomani il Corriere della Sera riporta: la comparsa della signorina dottoressa Montessori fece sparire il sarcasmo dalle labbra dei signori in frac e spuntare un sorriso di compiacenza e di vittoria in quello delle signore. Con una delegatessa così, l'esito del congresso è assicurato. Il discorso della signorina Montessori, con quelle cadenze musicali, col gesto parco delle braccia correttamente inguantate, sarebbe stato un trionfo anche senza il diploma dottorale e le velleità emancipatrici, un trionfo della grazia femminile italiana. Un giudizio estremamente brillante e che riscuote un eco internazionale, ma che lascia in Maria un sentimento di insoddisfazione e di imbarazzo.
In una lettera immediatamente successiva, indirizzata ai genitori, descrive la sua delusione nel leggere sul giornale, più per le sue grazie e per la sua bellezza, che per il valore scientifico delle sue parole. Da questo momento Maria diviene un personaggio pubblico e lavorerà intensamente per dimostrare di essere, oltre che bella, intelligente.
sola e gli altri ballano, mi piace farmi male e ricordare la tristezza. Sola anche prima di dormire, lo vedi fuori piove, no, non migliora neanche quando ci sei tu. Non cerco di più, è meglio se tu ora vai, capirai che non ci sei stato mai. Vorrei dare a te quello spazio che serve ma non c'è in questo blues, questo è il blues. Sola e gli altri ballano, è così che andrà a finire, succede solo a quelli come me. È meglio se tu ora vai, capirai che non ci sei stato mai. Vorrei dare a te quello spazio che serve ma non c'è in questo blues, questo è il blues. E non mi importa se morirò di solitudine, ora vai, capirai che non ci sei stato mai. Vorrei dare a te quello spazio che serve ma non c'è. Cambierai, cambierò da stasera, in questo Sara Fatini. (1986) Svezia. Nella sala dei concerti di Stoccolma regna un silenzio quasi palpabile e due emozionati e composti Stanley Cohen e Rita Levi Montalcini si alzano in piedi per ritirare il premio Nobel per la medicina. Rita si avvicina al re sfoderando un modesto sorriso e facendo un piccolo inchino, ma dando una stretta di mano sicura e decisa. Quella donna, gracile solo all'apparenza, aveva alle spalle una vita straordinaria. Rita nasce nel 1909 nella comunità ebraica torinese. I genitori, il padre in particolare, sono laici ed educano i figli come liberi pensatori, ma anche con una rigida educazione vittoriana che lascia una forte impronta su Rita. In silenzio, mai mi sono scontrata apertamente. Non avrei mai osato contraddire mio padre, tuttavia in silenzio lo contestavo dicendo: io non farò mai quello che è capitato a mia madre, di essere totalmente sotto la guida del compagno, e quindi già da piccola ho detto: io non mi sposerò mai, io non avrò figli. L'ho deciso molto, molto presto nella mia vita. Rita andava già a scuola quando l'Italia entrò nella Grande Guerra. Era al ginnasio quando il duce prese il potere. Dovette nascondersi per sfuggire alle leggi razziali e poi alla persecuzione nazista. Aveva il coraggio di scherzarci su
Non avrei mai vinto il Nobel per la medicina se la politica di Mussolini non mi avesse costretta a chiudermi in una piccola stanza a studiare. Aveva infatti trasformato la sua camera da letto in un laboratorio, sia nella casa di Torino, sia in quella dove era sfollata ad Asti. Qui cominciò le sue ricerche sul fattore di crescita delle fibre nervose. Quando vennero gli americani e la liberazione, lei lavorò nel campo dei rifugiati di guerra. I pazienti morivano a decine di tifo. La Levi Montalcini faceva da medico, da infermiera, da portantina, rischiando il contagio. Quindi tornò al suo vero lavoro, la ricerca, prima a Torino, poi di nuovo in America. Mai avuto l'impressione di non poter raggiungere un determinato scopo che mi ero prefissata in quanto donna, né negli Stati Uniti né in Italia. Oggi più che mai la donna gode di una parità che non esisteva a quei tempi. Io vedo con gioia le giovani donne che lavorano con me affrontare con serenità la vita. Molte sono mogli e madri e tuttavia riescono a perseguire le due strade, quella dei doveri matrimoniali e materni e allo stesso tempo portare avanti ad altissimo livello il perseguimento della carriera scientifica. Marita, oltre che per la sua carriera scientifica, si distingue anche per il suo impegno sociale e civile attraverso la creazione di numerose fondazioni per i giovani, per la discriminazione culturale, per la ricerca no profit. Il suo traguardo maggiore rimane però la vincita del Premio Nobel per la medicina. Direi che questo premio è stato inaspettato, per quanto vagamente sapessi che da molti anni ero stata fra i candidati, ma mai ritenevo di arrivare. Ogni anno sono centinaia i candidati. È stato quanto mai gradito, tanto quanto inaspettato, ma non l'ho considerato come prova di una mia grande capacità o fortuna. Ho sempre considerato di avere un'intelligenza media, né superiore né inferiore al normale. Forse superiore al normale è stato il mio impegno per la ricerca, la mia passione. Nel futuro Rita leggeva segni di speranza, ma anche di allarme. Era contenta che i bambini non fossero più trattati in modo dittatoriale come un tempo, che venissero ascoltati. Era preoccupata da altre cose, il nichilismo, la mancanza di valori, il pessimismo. Ai giovani ha lasciato un messaggio: totale disinteresse a noi stessi, forte impegno nella vita, nel prossimo e nel lavoro che ci promettiamo di fare. Mai affrontare i problemi dal punto di vista catastrofico, perché questo è sterile e pericoloso. Io sono sempre stata ottimista. Ai giovani dico: godete ora per ora del presente.
ora con noi siamo così, dolcemente complicate, sempre più emozionanti, delicate, ma potrai trovarci ancora qui, nelle sere tempestose, portaci delle rose, nuove cose, ti diremo ancora un altro sì. È difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro sì. Alda Merini è stata tra le più importanti poetesse italiane del Novecento. I suoi versi, che arrivano dritti al cuore, emozionano e commuovono ancora oggi. Visto il carattere musicale della serata, abbiamo pensato di tracciarne un breve ritratto seguendo i racconti di un musicista che l'ha molto amata, Lucio Dalla. Lucio è stato a lungo vicino alla Merini, la portava in lambretta sui colli bolognesi e andava spesso a trovarla nella sua stanza sui Navigli, che aveva i muri imbrattati di poesie. Alda, allora, non scriveva su fogli di carta, che aveva paura di perdere, ma direttamente sui muri di casa, con una penna, una matita, talvolta persino con il rossetto. Lei lo chiamava il muro degli angeli. Lucio Dalla e Alda Merini si conobbero nel 1993, anno in cui entrambi vinsero il prestigioso premio Eugenio Montale. Lei per la raccolta di poesie La Terra Santa, lui per la sezione dei testi scritti per la musica, e si piacquero subito. Alda era una grande appassionata di musica. Nella sua piccola casa milanese, che era piena di tutto, aveva anche una pianola e le piaceva suonare e cantare. Scrisse anche meravigliosi testi per canzoni di Milva e Giovanni Nuti. Lucio definiva la scrittura di Alda potente e straordinaria e la ammirava per il coraggio con cui aveva rivendicato fino all'ultimo il suo diritto ad essere diversa. E lo era diversa Alda Merini, segnata profondamente da quegli 11 anni passati dentro le mura del vecchio manicomio milanese. A ricoverarla fu il suo primo marito. Era un fornaio, un uomo semplice e pratico, totalmente estraneo al suo mondo, che non seppe comprenderla ed aiutarla quando, come lei diceva, le ombre della mente avanzavano. Alda amò il marito e le sue 4 figlie, ma ebbe anche altre relazioni e tutte furono fervide e appassionate, ma nello stesso tempo anche burrascose e tormentate. Riguardo all'amore, così scriveva in una sua poesia: l'amore è sofferenza, pianto, gioia, sorriso. L'amore è felicità, tristezza e tormento. Non si ama con il cuore,
Si ama con l'anima che si impregna di storia. Non si ama se non si soffre e non si ama se non si ha paura di perdere. Ma quando ami, vivi, forse male, forse bene, ma vivi. Allora muori quando smetti di amare e scompari quando non sei più amato. Se l'amore ti ferisce, cura le tue cicatrici e credici, sei vivo, perché vivi per chi ami e per chi ti ama. Alda Berini si curava molto poco delle regole sociali. Nella sua povera casa lungo i Navigli accoglieva i barboni, offriva loro un pasto e un bagno caldo. Girava per le vie milanesi con vestiti dimessi, entrava in piccoli bar, ordinava il solito cappuccino che spesso pagava lasciando una poesia composta al momento. Era infatti sempre senza soldi. Lucio Dalla e altri amici le pagavano le bollette perché lei, quando vinceva un premio, spendeva tutto subito. Comprava sulle bancarelle qualche dono per le persone care e i soldi che le avanzavano li infilava in tasca ai barboni mentre dormivano. Era una donna testarda ma tenace. Pur avendo sofferto molto, non lo rimpiangeva e diceva: Io la vita l'ho goduta perché mi piace anche l'inferno della vita e la vita è spesso un inferno. Per me la vita è stata bella perché mi è costata cara. Ed è con il sorriso di Alda Merini che vogliamo offrire alle donne e a tutti voi questa poesia intitolata Sorridi donna. Sorridi donna, sorridi alla vita, anche se lei non ti sorride. Sorridi agli amori finiti, sorridi ai tuoi dolori, sorridi comunque. Il tuo sorriso sarà un bacio di mamma, un battito d'ali, un raggio di sole per tutti. Composizione del maestro americano Randall Standridge, è ispirato dal grande sviluppo della trasformazione energetica dei nostri anni, in particolare lo sviluppo della produzione di energia eolica in Oklahoma. Inizia raffigurando grandi spazi aperti che si estendono per chilometri nelle sterminate pianure. Piccole raffiche di vento, rappresentati dai passaggi scalari arpeggiati dei mallets e dei legni, danzano nel paesaggio. Il pezzo prende ritmo mentre il vento corre attraverso la pianura, facendo girare le turbine e proiettandoci verso il futuro. Un futuro che non ha certo terminato di stupirsi, con le sue novità e trasformazioni che ci auguriamo mettano sempre al centro l'umanità e la crescita. La banda cittadina di Torreglia, il maestro Fabio Biacelle, di Randall Standridge, Winds of Change.
volevo stare un po' da sola per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive troppe cose che credevo morte ormai. E ti ho tanto amato dal mare del silenzio, ritorna come un'onda nei miei occhi. E quello che mi manca nel mare del silenzio, mi manca assai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non m'aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. E ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo forse che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso E quello che mi manca nel mare del silenzio, mi manca assai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non m'aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. E ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo forse che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso L'Italia ottiene una straordinaria medaglia d'oro da una delle sue atlete più attese, Beatrice Vio, fiorettista di 19 anni. Le immagini della sua gioia esultante dalla sedia a rotelle si diffonderanno su tutti gli schermi d'Italia e il grande pubblico imparerà a conoscere una ragazza straordinaria, simbolo di coraggio e della dimostrazione che nulla è impossibile, basta volerlo. Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio Grandis, detta Bebe, che nel 2021, anticipando i tempi, decide di aggiungere il cognome della madre a quello del padre,
A 5 anni e mezzo inizia a praticare il fioretto, attività che coltiva parallelamente allo scautismo. Nel 2008, a 11 anni, è colpita da una grave forma di meningite che le causa un'estesa infezione, tanto da subire l'amputazione degli avambracci e delle gambe sotto le ginocchia. Il suo caso rientra nel più grave episodio epidemico di meningite da meningococco C, avvenuto in Italia negli ultimi decenni, proprio in provincia di Treviso. Bebe, come i suoi coetanei, non era stata vaccinata contro la meningite l'anno precedente, perché riservata ai bambini più piccoli. Dopo più di 3 mesi di ricovero esce dall'ospedale e riprende la scuola, sottoponendosi a riabilitazione motoria e a fisioterapia, e circa un anno dopo la malattia riprende l'attività sportiva di schermitrice. Ho sempre saputo che avrei potuto ricominciare a fare scherma. Quando l'ho chiesto ai medici, mi hanno, sputato in un occhio. Quando l'ho chiesto a quelli delle protesi, si sono messi a ridere. Però io fin da subito ho capito che sarei riuscita a tornare. Volevo tornare in palestra e avere la facilità di starci. Volevo andare in giro per strada e non essere guardata in modo strano. Poter fare tutto, ma senza che le persone mi dicessero poverina. All'inizio è stato molto difficile, ma con la fortuna di avere una famiglia che sdrammatizza su tutto è stato molto più facile. Ho avuto la fortuna che altre famiglie non hanno avuto, genitori che altre famiglie non hanno, dei fratelli che hanno sempre visto la disabilità come un gioco, invece di mia sorella non può fare questo. Non c'è mai stato il dubbio di poter fare qualcosa, ma la voglia di mettersi insieme e ottenerla quella cosa. Negli anni successivi vincerà la medaglia d'oro ai campionati nazionali italiani, arriverà terza e poi prima nella Coppa del Mondo e poi una serie di podi internazionali fino alle Paralimpiadi di Tokyo del 2021, dove conquista la medaglia d'oro. E pensare che era reduce da una grave infezione e non pareva neppure in grado di gareggiare. Bebe sorprende per la sua capacità di sdrammatizzare. In un'intervista alle Iene dichiara: non voglio essere definita come disabile, anzi, il mio braccio mobile mi è servito molto anche in classe, quando lo prestavo ai miei compagni per giocare o scrivere. E lo presta alla giornalista perché le regga il microfono. Per Bebe la malattia non è la fine, è solo una parentesi tra quello che era prima, una bambina con una famiglia fantastica, moltissimi amici e le 3 S, scuola, scout, scherma, e quello che è diventata dopo, ovvero una giovane di 26 anni con ancora più amici di prima e una missione. Ho avuto la fortuna di avere papà che in quel momento mi ha detto la cosa giusta. Mi ha detto: stai zitta, che la vita è una figata. A me è bastato quello per capire che non aveva senso lamentarsi, ma solo vai e goditi le cose e lavora per ottenerle. Secondo me, nella semplicità di quanto è bello esserci, quanto è bello lottare per ottenere qualcosa, alla fine non ti serve niente di più. Bebe non è solo una campionessa sulla pedana, ha fatto da testimonial a numerose campagne solidali, mettendo a frutto il carisma, la simpatia e la straordinaria influenza che ha sui giovani. Porta attivamente avanti la Art for Sport, associazione fondata con i genitori, il cui obiettivo è aiutare i bambini amputati a godere della bellezza della vita ed integrarsi nella società attraverso lo sport. Alla domanda cosa vuoi fare da grande, risponde: mi piacerebbe diventare presidente del Comitato Paralimpico e poi di quello del CONI, ma devo ancora studiare, devo ancora laurearmi, fare il master, devo ancora fare lo stage, devo ancora fare un sacco di cose, però lo scopo è arrivare là. Se puoi sognarlo, puoi farlo.
Grazie mille. Abbiamo dei ringraziamenti da fare, molto volentieri ovviamente, sempre l'amministrazione comunale, come dicevamo prima, che ci permette di fare tutto questo, la parrocchia Sacro Cuore, che ci è sempre molto vicina ed è sempre disponibile, anche attraverso il teatro La Perla, quindi il signor Fasson e il signor Orietti che coordina tutta la parte tecnica. Poi ovviamente i nostri due gruppi che hanno collaborato per la realizzazione di questo evento, quindi il gruppo di lettura e il gruppo dei fotografi. Queste foto che avete visto alla fine sono del gruppo di fotografi
e tra l'altro dovrebbero esserci 2 fotografe in sala, se ci sono battano un colpo. Coraggio. Giovanni. Non te l'aspettavi, ma lì bello. Uno a lei. E l'altra, vai tu fino in fondo. Guarda, ragazzi in piedi. Poi abbiamo un nutrito gruppo di fotografi invece della serata che ci fanno sempre il favore di farci le foto che poi vedete postate dappertutto, che sono Gabriele Martin, Paolo Cognò e Greta Mazzò, che deve essere da qualche parte. La mimosa te la spediamo su, prima o poi arriva. E Gian Pietro Fioraso che ci fa la ripresa video. Ho dimenticato di dire che Greta questa sera ha fatto anche la diretta Facebook, quindi qualcuno ci avrà visto al di fuori di qua. Dobbiamo poi ringraziare la Floricoltura Tosca per il palco, per i fiori del palco e un presidente emerito della banda, Egidio Bottaro, che ha spennato tutta la mimosa del suo giardino per darci l'albero e tutto quello che abbiamo dato. Anzi, alla fine finiamo più l'albero, finiamo di spennarlo con tutte le signore perché altrimenti appassisce inutilmente. Poi abbiamo i maestri della banda che sono qui questa sera. Un ringraziamento particolare va a Patrizia, il corno francese, che ha sostenuto tutti i pezzi e che ci dà una grossissima mano sempre con grande generosità. La signora con quel corno arrotolato lì all'inizio. Abbiamo poi il maestrissimo Fabio, veramente il cuore della banda, che con grande impegno prepara tutto questo. Ed infine i bandisti, che dedicano le loro sere a preparare questa cosa. Veramente ho fatto il vigile. Grazie al presidente Alberto che si nasconde lì dietro ma che è una figura fondamentale di questa associazione e con grande equilibrio gestisce tutta questa situazione. Bene, adesso una piccola nota tecnica, che non è poi così tecnica, ma noi di solito a fine concerto raccogliamo un'offerta. Questa sera ci pareva opportuno devolverla
per una causa che avesse a che fare con questo giorno, e quindi quello che raccoglieremo stasera andrà all'associazione più femminile di Torreglia, che è il CIF, con l'accordo che venga utilizzato per sostenere delle donne in difficoltà del territorio. Pare impossibile, ma anche a Torreglia ci sono situazioni difficili, e quindi quello che voi riterrete opportuno lasciare, noi lo passeremo proprio la scatola al CIF, che poi ci farà sapere come le utilizzerà. Facciamo un bis? Siete d'accordo? Bene. Allora, musica sudamericana, e chi vuole magari alzarsi e fare 4 salti, vedete voi, insomma, qui si può anche ballare, c'è che posto.